Un leone d'oro alla carriera davvero strameritato, il direttore della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, ha estratto dalla sua collezione un ennesimo colpo magistrale e ha voluto farci la gradita sorpresa di presentare per noi il leone d'oro alla carriera assegnato su proposta di Barbera dal consiglio di amministrazione della Biennale presieduto da Roberto Cicutto all'attore e sceneggiatore fiorentino Roberto Benigni, emblema dell'Italia nel mondo. Uno artista davvero straordinario, fuori dagli schemi, fuori dalle regole. Sono più di 45 anni che attraversa la scena dello spettacolo italiano, dal palcoscenico ai set cinematografici, ai set televisivi anche, con il suo spirito indomito e ribelle, con la sua comicità. Benigni sarà quindi a Venezia, è bene sottolinearlo, fisicamente in presenza durante la 78esima edizione della Kermesse cinematografica che si svolgerà a Lido dall'1 all'11 settembre prossimi. È stato attore per Giuseppe Bertolucci, Federico Fellini, Matteo Garrone, Jim Jarmusch. Ha vinto il Gran Premio della giuria a Cannes con il suo film La vita è bella, ha portato a casa 2 Oscar con lo stesso film da Los Angeles e i suoi primi film, soprattutto i primi, hanno avuto un enorme successo di pubblico con la sua comicità. Nell'anno delle celebrazioni per Dante non poteva mancare un riferimento al sommo poeta. Un incredibile lettore di Dante, un esegeta direi, un divulgatore straordinario che ha riempito gli stadi, i palazzetti degli sport, i teatri, non soltanto italiani ma di tutto il mondo con la sua rilettura della Divina Commedia dantesca.